La stagione 2017-2018 è già a buon punto perché siamo circa a metà del girone d'andata. Quali sono i vostri obiettivi e le vostre ambizioni per quest'annata sportiva? Gli obiettivi sono di cercare di arrivare almeno al terzo posto, che non è una cosa impossibile da arrivare. E noi speriamo di consolidare la squadra, la prima squadra, devono arrivare anche altri giocatori, stiamo aspettando le giovanili che crescano e contiamo nell'arco di un paio d'anni di riuscire ad andare in C1. Abbiamo un settore giovanile che è veramente in crescita e purtroppo non riusciamo a fare le squadre della 16 e della 18, ma abbiamo e anche la 14 è un po' incompleta, ma abbiamo una grossa collaborazione col Maniago Rugby che ci sta dando una mano e noi viceversa stiamo dando una mano a lui per far crescere appunto questi giovani. Poi ho la base 4, 6, 8, 10, 12 anni che sono numerosissimi e continuano ad aumentare giorno dopo giorno. Sulla panchina dei Lupi è tornato un personaggio piuttosto famoso del rugby triveneto, ma non solo, che alla verde età di 74 anni si è rimesso ancora in gioco e ha accettato nuovamente questa sfida di allenare una squadra di Serie C con l'intenzione di farla crescere. Stiamo parlando ovviamente di Cesco Dotto. Cesco Dotto non solo si è rimesso in gioco, ma si è rimesso in gioco con entusiasmo. Sembra un ragazzino, scalpita in campo, urla, grida, salta, è veramente un personaggio fantastico. Oltre a prendere i ragazzi quasi per il collo perché li stritola con i suoi consigli e con le sue informazioni dirette dal campo, li abbatte come se fosse un placcatore. Questi qua rimangono annichiliti e poi si entusiasmano e partono in quarta, e questo è il merito di Cesco Dotto, che ha rivoluzionato la squadra, l'ha fatta crescere nel giro del breve e sta entusiasmando tutti quanti.